Grazie, buonasera a tutti. Sono molto contento di essere un fabulario qui in mezzo, quindi di raccontarvi qualche bugia. Allora, il tema è: la Sardegna è una terra incontaminata e selvaggia, ed è più o meno quello che abbiamo tutti in mente quando vediamo questa immagine qua, che poi è più o meno lo stereotipo, passatemi il termine, del continentale che viene in vacanza in Sardegna. Una spiaggia con l'acqua cristallina, usiamo un altro aggettivo stereotipato, con queste rocce lavorate dal vento che hanno delle forme particolari, e nella fattispecie siamo a Cala Napolitana, a Caprera, quindi nel nord dell'isola. Un luogo dove vorremmo essere tutti quanti e che chiaramente nei dépliant turistici noi troviamo sempre descritto come un luogo incontaminato, un luogo selvaggio, della natura selvaggia che si affaccia su queste acque cristalline, sempre per usare una narrazione stereotipata. La troviamo nei dépliant turistici questa narrazione, ma in realtà siamo molto spesso noi i primi che la facciamo, perché se noi andiamo a frugare un po', ad esempio nei social di persone che come me sono sarde, troviamo molto spesso questi due aggettivi, come dire, diffusi a profusione in quasi tutti i post dove c'è qualcosa che apparentemente potrebbe sembrare incontaminato e selvaggio. Io mi rifarò più volte a questi due termini che sono un po' il nodo della questione. Questo prossimo posto lo conoscete tutti, ed è Piscinas, sulla costa occidentale della Sardegna. E forse qualcuno di voi sa già dove sto andando a parare. E sto andando a parare in particolare su quel fiume che vediamo nella parte alta dell'immagine, cioè nel lato nord della spiaggia, che si chiama Rio Irvi. Allora, questo è uno dei posti più instagrammati di Piscinas stessa, cioè a Piscinas tutti ci vanno per le dune, questo ambiente molto delicato, straordinario, dove non si dovrebbe andare a piedi. Ovviamente voi nell'immagine vedete delle impronte, ce ne sono di cervi, ma ce ne sono anche di altri tipi di cornuti, insomma. Però ecco, al di là delle dune, nella parte alta dell'immagine trovate Rio Irvi, di cui qua adesso a mostrarvi un dettaglio. E voi troverete molto spesso su Instagram, comunque nei social e anche in alcune pubblicazioni, le immagini di questo torrente che sfocia nella costa occidentale, particolarmente suggestivo se ripreso al tramonto, con questo bel colore arancione. E naturalmente molti di voi sanno che questo torrente ha questo colore perché è pieno di sostanze cancerogene e velenose. Nella fattispecie abbiamo un vasto campionario, tra cui arsenico, cadmio, piombo, eccetera, eccetera. Sono quello che arriva chiaramente da una situazione che non è naturale e che si trova più a monte, una situazione ereditata dalla gestione mineraria di questa zona. A monte c'è il cantiere di Casargiu, che è un cantiere minerario fondamentale situato tra Ingurtosu e Montevecchio, una zona ricchissima dal punto di vista metallifero, e voi, come sapete bene, quando queste sostanze vengono estratte si deve sciogliere la roccia madre in qualche modo. In gergo si dice lavarla, che sembrerebbe anche un bel termine, però sostanzialmente tutto quello che non vi serve viene sciolto con dei reagenti chimici, e questo, il processo, origina dei fanghi, sempre chiamati così in gergo, che sono quei cumuli di terra molto fine, velenosissima, che noi troviamo in gran parte dell'isola, nella parte mineraria chiaramente. Ecco, ma quanto è questa parte dell'isola? Qui io non li uso mai i grafici, mi scuserete, ma due ci servivano. Qui abbiamo una mappa aggiornata a giugno dall'ISPRA, quindi da organismi che si occupano di monitoraggio ambientale, e in questa mappa noi vediamo quelli che sono i siti di interesse nazionale per le bonifiche, cioè i siti dove lo Stato dovrebbe pagare dei soldi per mettere le cose a posto. In Sardegna ce ne sono due: uno è il polo industriale di Porto Torres, a nord, e l'altra, quel pallocchio più in basso, è la zona che è genericamente, molto genericamente definita Sulcis Iglesiente Guspinese, cioè praticamente metà della costa sud-occidentale sarda. La cosa interessante è che i pallini dei grafici a torta che vedete qua hanno una dimensione la cui massima estensione va a 10.000 ettari, cioè dai 10.000 in su. Ma quanto è quella zona là? Quest'altro grafico ci fa capire. Qua si stimano
sempre all'interno di questo elenco dei SIN, circa 120.000 ettari contaminati, ma contaminati non vuol dire che hanno qualche sostanzina qua e là, contaminati vuol dire che hanno degli inquinanti pericolosissimi, cancerogeni e che noi dobbiamo eliminare. Sì, siamo in prima posizione. Manca qualcosa? Sì, mancano le aree militari, dove i militari dovrebbero occuparsi delle bonifiche e sappiamo che non lo fanno benissimo. A quanto arriveremmo se aggiungessimo quelle aree? A più di 400.000 ettari. Questi sono i dati della nostra terra incontaminata. Ok? Ma ci sono delle zone tipo questa. Questo è Arenas, il cantiere di Arenas tra Flumini Maggiore e Domus Novas. Ecco qui, quelle casette che si vedono in alto più o meno, sono le case di un vecchio cantiere minerario. Voi dal punto in cui io ho scattato la foto non avreste potuto vederle 50 anni fa, perché lì in mezzo c'era una collina, che non esiste più, è stata tutta sbancata. Ma questa zona qua paradossalmente non è inquinata. È inquinata o il bacino che c'è più a monte, ma questa zona qua è semplicemente cavata. Però non possiamo certo dire che sia incontaminata. Qua c'è un'altra immagine, ad esempio, dei fanghi. Questi sono a valle del Rio Piscinas, per stare lì in zona. Ho scelto un po' di immagini compresse. Questi sono proprio i fanghi, vedete che sono delle sabbie molto fini, ogni volta che piove vengono trasportati a valle e finiscono in mare, dove noi andiamo a fare il bagno normalmente. E qua invece andiamo a Porto Torre, sempre per darci un'immagine di quell'altra zona. Qua siamo a Stintino, siamo vicino alla spiaggia delle Saline, quindi luoghi famosi turisticamente, ripresi in direzione della Nurra. Le ciminiere sono un po' a sinistra, ma insomma vediamo bene come c'è anche in questo caso una coesistenza stranissima di un paesaggio naturale di fortissimo valore, come quello lagunare costiero con i fenicotteri, e poi dietro qualcosa che insomma non torna tanto con quello che ci fanno vedere come zona incontaminata. Vabbè, la parte incontaminata ce la siamo giocata. Andiamo nella parte selvaggia. E qui dove siamo? Qualcuno ha un'idea? No, non siamo nella costa orientale, siamo sempre nella costa occidentale, ma non siamo a Piscinas. Qui siamo a San Nicolò di Bugerro, tra San Nicolò e Flumini Maggiore, sempre in quella zona. E questo è un luogo interessantissimo perché se guardiamo queste due foto a confronto, quella a sinistra è del 1954, una foto aerea, le prime foto aeree che abbiamo su tutto il territorio regionale, quella a destra è recente. E quella duna di sabbia, come vedete, ne rimane soltanto una chiazzetta, no? Che tra l'altro si è salvata perché era usata come cava di inerti. Però la cosa interessante è che questa duna è grande più di 2 volte quella di Piscinas. Era alta 200 metri, ben più della duna di Pilat, che è la duna più grande che abbiamo in Europa, per dirne una. Era un ambiente straordinario, unico nel suo genere, ma noi lo abbiamo forestato. E quando l'abbiamo fatto? Beh, se vi ho detto che la foto a sinistra è del 54, l'abbiamo forestato dopo, quindi alla fine degli anni 50. E perché c'era un sacco di gente a spasso, c'erano i fondi della Cassa di Mezzogiorno, le miniere stavano chiudendo, li hanno messi a piantare alberi. Qui abbiamo un'immagine di quegli anni là, dove iniziamo a vedere già in basso la prima scacchiera, no, di queste piante che venivano piantate, scusate la ripetizione della parola, in questa duna immensa. E qua veniamo al selvaggio. Selvaggio in realtà come termine vuol dire è legato a silva, no? Noi ce l'abbiamo anche in sardo, ad esempio a Montresta c'è Sa Silva Manna, che è un bosco che ovviamente è stato tagliato, però il toponimo è rimasto. Però selvaggio in senso lato ci dà anche l'impressione di un territorio come questo. Qui siamo sempre in Sardegna, siamo in Codole Lune, il canyon più lungo che abbiamo in Sardegna è lungo oltre 20 km e precisamente in territorio di Urzulei. Lì a destra abbiamo la Guglia di Monte Carabao e poi così via verso il mare fino a Cala Luna. Questo posto in senso lato l'aggettivo selvaggio se lo meriterebbe. Vedete quei boschi a sinistra dell'immagine? Torniamo sempre agli anni 50. Ce li abbiamo qui in foto. Ecco, in questa immagine vediamo delle morsicature di topo nella vegetazione, no? Ce le avete là sulla sinistra dello schermo. Quello che stiamo guardando qua è qualcosa che oggi non vedremo da nessuna parte nella nostra isola, e cioè un cantiere di carbonai. Persone che tagliavano le foreste primarie per ridurle in carbone. Ora, chiunque vada in montagna queste cose le sa, cammina sulle mulattiere dei carbonai,
si riposa nelle piazzole, nelle aie carboniliche, in sardo chiamiamo osas forredas e così via. Però è impressionante notare come ancora dopo gli anni 50, in una zona che noi oggi definiremmo selvaggia, in realtà la mano dell'uomo c'era, è passata e l'ha profondamente modificata. Questo è qualcosa che è avvenuto in tutta la Sardegna e che meriterebbe, diciamo, un talk apposito. Però è interessante notare appunto come in un luogo come quello, che a noi verrebbe da dire, eh sì, se non è selvaggio questo, allora che cosa lo è? E invece vediamo che tutto sommato è un luogo contaminato, è plasmato dall'uomo per quanto sembri completamente naturale. Qua siamo sempre in Supramonte, questa volta nel territorio di Oliena. E qui vediamo una capanna tradizionale del pastore, dei pastori che abitavano le zone alte dei territori carbonatici di Oliena. E questa è una capanna fatta con pietre e legno di ginepro, è qualcosa che viene da questo luogo. Materiale a chilometro zero, riutilizzato da queste persone in un territorio molto aspro, ma selvaggio no, e neanche incontaminato, perché se l'uomo è andato qui, la definizione di incontaminato vuole che uno stato sia non alterato appunto da fattori esterni. E lo stesso potremmo dire anche di un nuraghe, qua siamo a Nuraghe Ardasai, a Seui, uno dei grandi classici, diciamo così, delle immagini nel nostro paesaggio sardo. E allora a me verrebbe da dire una cosa per chiudere. Sicuramente la nostra non è una terra incontaminata, abbiamo dei problemi enormi. Sicuramente non è una terra selvaggia, almeno se ci vogliamo attenere così strettamente al significato etimologico di questa parola. Però alcune di queste contaminazioni che abbiamo sono in realtà forse la narrazione più corretta, più genuina e più consapevole che possiamo avere del nostro territorio. Capire che ovunque nella nostra isola è arrivata la mano dell'uomo, qualche volta ha fatto disastri e alcuni di questi disastri è anche bello raccontarli per certi versi, pensiamo all'epopea mineraria. Qualche volta ci ha lasciato dei regali preziosi. E allora forse non ha senso continuare a raccontarci e a farci raccontare come un'isola incontaminata e selvaggia. Forse è giusto mettere davanti a tutte le nostre contaminazioni e dire sì, noi siamo questo, siamo una bella contaminazione. Grazie.